Pensiero del giorno, sabato 9 novembre. Valorizzare il positivo di ognuno. Questa è l'esortazione che San Paolo rivolge ai Corinzi dopo aver fatto un grande annuncio, cuore di tutto il Vangelo. Dio ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Cristo. Tutti i nostri comportamenti devono rendere credibile questa verità che annunciamo. In altre parole, siamo chiamati ad abbattere tutte le barriere che ostacolano l'armonia tra gli individui e i popoli. Nel nome di Cristo significa al suo posto vivendo con Lui e come Lui. Amiamo come Lui ci ha amato, senza chiusure o pregiudizi, ma aperti ad accogliere e apprezzare i valori positivi del prossimo, pronti a dare la vita gli uni per gli altri. Questo è il comandamento per eccellenza di Gesù, il segno distintivo dei cristiani, valido ancora oggi come al tempo dei primi seguaci di Cristo. In questo modo, se tutti i nostri gesti, le nostre parole, i nostri atteggiamenti sono impregnati di amore, saranno come quelli di Gesù. Saremo, come Lui, portatori di gioia e di speranza, di armonia e di pace, cioè di quel mondo riconciliato con Dio che tutta la creazione attende. Chiara Lubich, stralci dal commento alla Parola di Vita del gennaio 1997. Parola di Vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.